Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Preghiamo perché questi mafiosi e queste mafiose si convertano a Dio. A distanza di 20 anni, ecco rilanciato da Papa Francesco l'invito alla conversione agli esponenti della criminalità organizzata. Giovanni Paolo II fece il celebre anatema contro la mafia segnato dall'incontro con i genitori di Rosario Livatino, il cui processo di beatificazione è a buon punto. Papa Bergoglio lo ha fatto invece in occasione della beatificazione di Don Pino Puglisi, primo martire della mafia della Chiesa. Un messaggio chiaro, diretto ed inequivocabile, quello dei due pontefici, che seppur a distanza di 20 anni l'uno dall'altro hanno lo stesso peso ed impatto morale. Don Puglisi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo, li sottotraeva alla malavita. E così questa ha creato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con Cristo risorto. L'appello di Papa Francesco contro la mafia è una condanna che estende alle tante altre mafie dietro cui ci sono i tanti dolori di uomini e donne e persino dei bambini. Io penso a tanti dolori di uomini e donne, anche di bambini, che sono sfruttati per tante mafie, che sfruttano loro, facendole fare il lavoro che li rende schiavi, con la prostituzione, con tante pressioni sociali. Dietro di questi sfruttamenti, dietro di queste schiavitù, ci sono mafie. Ma preghiamo il Signore perché converta il cuore di queste persone. Non possono fare questo. Non posso fare dei noi fratelli schiavi,